Donna posseduta da 20 demoni viene liberata a Meggiugori. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi una storia che ha come protagonista una donna purtroppo posseduta da 20 demoni, la quale aveva subito tutta una serie di esorcismi che purtroppo non avevano sortito alcun effetto, per cui la famiglia decise di portarla a Medjugorje, accompagnata chiaramente anche da un sacerdote. La signora appena mise piede a Medjugorje, incominciò a sentirsi male perché, essendo un luogo in cui proprio la presenza della Vergine Santa si fa avvertire in tutta la sua potenza, il demonio i demoni che, abitavano la signora non riuscivano a resistere trovandosi in questo luogo dove la Madonna è fisicamente, materialmente proprio presente. Ecco allora che la signora fu fatta partecipare a tutta una serie di adorazioni eucaristiche, preghiere di guarigione, diversi preti insomma che erano a Medjugorje alzarono la croce davanti a lei pronunciando le formule di guarigione, ma la signora iniziò a chiudere gli occhi, a storcere la testa, si girò dall'altra parte e anche durante la consacrazione eucaristica, durante la Santa Messa, la signora dimostrava di non tollerare assolutamente il momento insomma della consacrazione, che vede la presenza reale di Nostro Signore nell'Eucaristia. La signora fu anche portata sul Colle Podbodro e durante la salita si sentì male, si sentì pesante, per cui chi le stava accanto incominciò a pregare il Santo Rosario meditato. Quindi come nel detto dalla Madonna di Medjugorje che il rosario va pregato lentamente e meditato a lungo e non va detto frettolosamente. La signora viene portata anche sul luogo delle apparizioni incominciò una volta giunta sul luogo delle apparizioni a piangere delle lacrime molto strane. Finita la preghiera, tutti i presenti si consacrarono a Maria e un sacerdote che accompagnava la signora e aprì la Bibbia chiedendo di poter essere illuminato su come poter gestire la situazione con questa signora. Praticamente alla pagina della Bibbia si aprì quel passo del Vangelo in cui Gesù diceva ai suoi discepoli: questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno, esattamente quello che dice la Vergine Santa di Medjugorje, il digiuno da praticare il mercoledì e il venerdì a pane e acqua per 24 ore, solo che chi non può per motivi di salute, di lavoro, eccetera, eccetera, digiuno si intende anche rinuncia a un qualcosa che piace. Ecco che praticamente si porta anche da una dei veggenti questa signora praticamente ecco si cerca di spingere questa signora ad abbracciare uno dei veggenti, cosa che la veggente fa e questa signora inizia praticamente a piangere. La veggente inizia a carezzare questa signora sul capo e il demonio anzi i demoni che sono dentro questa signora incominciano ad urlare e a gridare in una lingua sconosciuta. Era come se la legione dei demoni che fosse dentro questa signora non stesse sopportando le carezze della veggente, per cui avevano fatto in modo che la signora si buttasse a terra.
E quindi la veggente allora aveva preso la signora per mano, il sacerdote che l'accompagnava l'aveva presa per l'altra mano e praticamente la veggente invita di nuovo tutti a pregare e tutti i presenti incominciano a pregare incessantemente per la liberazione di questa donna e pregano tutti con forza e potenza, giovani e anziani, tutti presenti. E ci sono, ognuno dei presenti prega chiaramente per la propria lingua e a un certo punto la signora subisce l'aspersione dell'acqua benedetta e la signora comunque continua a dimenarsi e questa signora tuttavia non riesce a liberarsi neanche dopo l'aspersione dell'acqua benedetta. Ecco quindi che uno dei sacerdoti presenti si sfila la corona del rosario, del Santo Rosario che aveva al collo e lo mette al collo della signora, appunto, che era in uno stato veramente pietoso. Il demonio che la possedeva, anzi la legione di demoni che la possedevano, iniziano a cacciare delle urla tremende. Capimmo quindi che prima la signora sembrava in qualche modo essersi rasserenata, ma era in realtà un inganno del demonio che aveva fatto finta di essersene andato affinché i presenti smettessero di pregare. Quindi i presenti riprendono la preghiera, in particolare il Santo Rosario, continuano ad arrivare altre persone che si aggiungono alla preghiera e praticamente c'è un signore che impone le mani a questa signora stando lontano e alle sue spalle però la signora in mezzo a quel coro di preghiere, anche se dava le spalle a questo signore pur avendo gli occhi chiusi, individua immediatamente quel signore che stava facendo quella preghiera silenziosa verso di lei e si gira di scatto e cerca di prendere a calci quel signore. E a quel signore poi si unisce anche una donna che continua a fare la preghiera di quel signore, allora la signora incomincia a dimenarsi, a urlare, tanto che molte persone sono costrette a tenerla. A un certo punto arriva un giovane ragazzo biondo con gli occhi azzurri che inizia a slanciarsi con una forza straordinaria contro la legione di demoni che possedeva questa signora e tutti e due, la signora, chiaramente i demoni che erano in essa e questo ragazzo, iniziano a parlare in inglese. Inizia un fitto dialogo tra il giovane e la legione dei demoni. Il giovane inizia a gridare al demonio di assoggettarsi a Gesù Cristo e il demonio inizia a dire che non vuole nel modo più assoluto. E si ha quasi di vedere in questo giovane una sorta di arcangelo San Michele che pare essersi incarnato in lui, tanto è straordinaria è la potenza e la fermezza con cui questo giovane parla e tanto convinta è la sua azione contro il demonio. E il giovane sembra non avere tentennamenti e, e ecco dunque che sembrerebbe che la Madonna si stia servendo proprio di questo giovane, questa donna vestita di sole, si stia servendo di questo giovane per lottare contro il dragone. Il giovane suggerisce di proclamare il Salmo 67. I presenti iniziano a recitare il Salmo 67 e il demonio si ribella. Allora iniziamo a proclamarlo molto più forte questo salmo
e si ritorna più volte sempre sullo stesso salmo, lo si dice per tante volte. A un certo punto giungono altre persone, iniziano tutta una serie di invocazioni allo Spirito Santo, al sangue dell'agnello e altre preghiere. Il sacerdote, uno dei sacerdoti presenti, inizia a recitare le litanie lauretane alla Madonna. Quando arrivano all'invocazione Regina degli Angeli, il demonio, anzi la legione dei demoni che possiede la signora, caccia un urlo tremendo e si dimena in un modo tale che sono necessarie ben 8 persone a tenere questa signora. Notando questa reazione si insiste sull'invocazione Maria, Regina degli Angeli, aumentando il volume della voce. Tutti si uniscono nel ripetere l'invocazione Regina degli Angeli, prega per noi. È una specie di martello possente sulla testa del demonio. Perché ci si chiede questa signora e la legione dei demoni che la possiede reagisca così male di fronte all'invocazione Maria Regina degli Angeli? Perché Maria, essendo la Regina degli Angeli, è anche Regina dei demoni, che sono angeli decaduti, e loro non lo sopportano che Maria sia la loro regina. Il demonio urla con urlo disumano che sembra non finire mai e dura per tutto il tempo in cui i presenti continuano a chiamare insistentemente Maria e a gridare l'invocazione Maria, Regina degli Angeli, prega per noi. E questo è il momento più acuto della preghiera. L'indemoniata si gira dunque verso il sacerdote, apre gli occhi e sono proprio è lo stesso demonio che pare guardare attraverso di lei, che guarda il demonio il sacerdote con uno sguardo di odio tale che, se avesse potuto, avrebbe voluto annientarlo. L'anima del sacerdote fu attraversato da una sensazione bruttissima, come se per un attimo si fosse trovato immerso nell'inferno. E una delle veggenti chiama in disparte uno dei sacerdoti e gli dice: sono ormai 3 ore che noi stiamo qua a pregare, ma purtroppo pare che non possiamo insistere più di tanto. Uno dei sacerdoti Meggiugori sta consigliando di portare la giovane donna in chiesa. Nel frattempo praticamente c'è un'altra persona che, ascoltando le frasi del demonio, fa notare che il demonio ha rivelato, costretto durante la preghiera, che non è uno solo che possiede la signora, ma sono ben 20 demoni. Ecco che praticamente la signora viene portata nella canonica, viene fatta entrare in una stanza dove in alcune occasioni era apparsa la Vergine Santa, e le persone che la accompagnano restano con la signora a pregare, e inizia una preghiera che dura per ben 4 ore, si protrae per tutto il pomeriggio. E durante la preghiera uno dei sacerdoti chiede alla Madonna dia di dare un segno del trionfo del suo cuore immacolato nella liberazione di Assunta. A un certo punto, in alto nel cielo azzurro tra il Podrobo e il Monte Križevac, vedo, scorgo nel cielo la lettera Tau, che è il simbolo dei salvati, formata da una nuvoletta bianca. Ad un certo punto uno dei sacerdoti di Meggiugori, passando vicino a noi, ci fa segno con la mano. Pensavamo che volesse dirci che ormai dopo 4 ore di preghiera il demonio se n'era andato, ma purtroppo non era così. Quindi la signora viene fatta partecipare alla Santa Messa. Praticamente subito dopo la messa appare la Madonna all'interno della canonica di questa chiesa. Al momento dell'apparizione la signora inizia a dare in smanie
e nel momento dell'apparizione aveva tentato di forzare la porta che era stata chiusa a chiave nel tentativo di scappare. Non essendovi riuscita, la signora aveva tentato di saltare dalla finestra e, impedita, aveva cercato di buttare a terra un armadio di diversi quintali. Sono ormai le 9 di sera, la signora viene portata nella stanzetta delle prime apparizioni e tutti i sacerdoti presenti continuano a pregare e alla fine, dopo diverse ore di preghiera, i sacerdoti si rendono conto che si tratta di un caso difficile, occorrono molte preghiere, sacrifici e digiuni e soprattutto la signora deve sforzarsi, anche se indemoniata, di mettere qualcosa di suo. I demoni purtroppo sono dei grandi legalisti. Fin a quando la signora non avrebbe dato al Signore il diritto di entrare, essi avrebbero accampato, per quante preghiere si facciano, il diritto di restare. E prima di pregare uno dei sacerdoti aveva chiesto ad Assunta: chi è Gesù per te? E lei non aveva saputo rispondere. E praticamente aveva detto, a un certo punto l'indemoniata aveva detto: per me Gesù è uno spirito, è una persona, ma non aveva mai detto Gesù è il Signore. I demoni avevano completamente soggiogato la sua volontà e gli avevano come tappato la bocca, impedendogli di dichiarare che Gesù è il Signore. La signora iniziò quindi a parlare in diverse lingue: inglese, tedesco, francese, portoghese, anche in una lingua che sembrava l'italiano antico. Alcuni dicono che fosse l'italiano volgare parlato da San Francesco. E tutti si stupivano perché era una signora che non aveva studiato. Quindi a un certo punto, come si chiama, uno dei sacerdoti presenti dice ai demoni che possiedono la signora: io conosco la vostra forza e nel gridare, nel minacciare, nella violenza. Basta invece una sola parola di Gesù ad annientarvi. E quindi inizia questo sacerdote a cantare con motivo a me nuovo: dov'è carità e amore, lì c'è Dio. E allora succede una cosa strana: due sacerdoti, come trasportati da una forza misteriosa, durante questo canto, iniziano a sentire un bellissimo e dolcissimo canto a tre voci. Era come se a un certo punto degli angeli buoni si stessero manifestando in contrapposizione agli angeli cattivi che si manifestavano nella signora. E mentre noi che eravamo presenti eravamo pienamente coscienti di ciò che stava succedendo e pienamente padroni di noi stessi, la signora invece non era mai cosciente, mai padrona di se stessa quando si manifestavano i demoni. Il canto viene ripetuto 3 volte, quindi la signora si dice che viene riportata in canonica il giorno dopo verso l'1 del giorno. A un certo punto, sempre nella stanza delle apparizioni, che praticamente questa signora incomincia a dire delle cose segrete che i presenti non avevano mai rivelato a nessuno, e quindi si capisce che dentro di lei c'è una forza, in qualche modo una presenza sovrannaturale capace di svelare pure i segreti dei presenti, no? Cose che i presenti non avevano mai detto a nessuno, in particolare vezzeggiativi, in modi particolari in cui venivano chiamati quando erano piccoli. Ecco che
praticamente la signora non viene liberata neanche il giorno in questione, quindi si arriva al giorno seguente. Si incomincia dopo la celebrazione della messa mattutina a recitare, uno dei sacerdoti inizia a recitare e a intonare il Santo Rosario meditato. Quindi, dopodiché, praticamente, a un certo punto, tutti i sacerdoti ricominciano di nuovo tutti a pregare insieme, chiudendo gli occhi e invocando il nome di Gesù. A un certo punto uno dei sacerdoti impone le mani sulla indemoniata e subito i demoni si manifestano inveendo e parlando in altre lingue e dimostrano di non sopportare le mani di padre di questo sacerdote che stava appunto imponendo le mani su questa signora. Il sacerdote invita a pregare, questo sacerdote continua a benedire e a imporre le mani sull'indemoniata. E a un certo punto uno dei presenti prende la Bibbia, legge dei brani, la signora non sopporta che venga letta la Bibbia, non sopporta la lettura della parola di Dio, quindi la signora viene portata in chiesa, ma i demoni incominciano ad urlare attraverso questa signora: non vogliamo entrare in chiesa. Fanno resistenza per impedire alla signora di entrare in chiesa. La signora viene trasportata a forza in chiesa dove si trovano riuniti i pellegrini. Ecco che praticamente a un certo punto uno dei sacerdoti fa una catechesi sull'esistenza e l'azione di Satana e sulla necessità della preghiera e del digiuno per scacciare i demoni, mentre la signora appunto è presente in chiesa. Uno dei sacerdoti si siede alle spalle della signora posseduta a sua insaputa e praticamente incomincia a estrarre una corona del rosario, una reliquia di San Leopoldo Mandic, e incomincia a pregare il rosario e a tenere questa reliquia protesa verso questa signora, anche se la signora si trova un po' distante da questo sacerdote. La signora a un certo punto si gira all'improvviso, manifestando di non sopportare quella preghiera silenziosa che il sacerdote stava facendo. Questo sacerdote insiste, allora la signora strappa la corona di mano al sacerdote e la riduce in malo modo. Avviene anche un'altra lotta, si avvicina un altro sacerdote, la signora scappa fuori dalla chiesa rincorsa da tutti i presenti e uno dei sacerdoti bagna questa signora ripetutamente con l'acqua benedetta. Il maligno cerca di fiaccare le forze dei giovani che trattengono la signora e praticamente incomincia a urlare che alcuni parenti dei presenti che cercano di trattenere la signora si trovano all'inferno. Ma uno dei sacerdoti risponde a queste urla del demonio: non è possibile che mia madre sia all'inferno, mia madre era consacrata, io stesso l'ho unta prima di morire e anch'io sono consacrato. Ed ecco che praticamente anche quel giorno passa senza che la signora sia stata liberata, anche perché la signora sembra non voler collaborare, non fare nessuno sforzo. La signora viene riportata nella canonica, nella stanzetta delle apparizioni. Il giorno successivo hanno inizio di nuovo le solite preghiere. Uno dei sacerdoti nota che i demoni tuttavia si sono molto indeboliti, solo che manca ancora l'adesione volontaria alla signora per la liberazione.
ritiene che non sia un caso che possa risolversi subito uno dei sacerdoti, e la signora praticamente viene fatta sedere su un divano, la sua mano sinistra viene trattenuta, accarezzata da una ragazza bionda, e nella mano destra la signora, ecco, sembra voler tendere, alzare la mano destra e tendere il braccio verso un crocifisso e verso il luogo in cui avvenivano le apparizioni in quella stanza. Questo sembra essere un buon segno. La signora tenta, senza riuscirvi, di pronunciare il nome di Gesù. Quindi i sacerdoti cercano di fare in modo che la signora invochi il nome di Gesù, ma nel momento in cui la signora cerca di ripetere l'invocazione al nome di Gesù, la signora inizia a manifestare dei sintomi di soffocamento. In lei si verifica un cambiamento come nel transito della morte, ha gli occhi chiusi, non parla più, si esprime con gesti della mano o con la scrittura. Quindi uno dei sacerdoti poggia la croce sulla fronte della signora sul collo, ma i demoni reagiscono violentemente. La signora viene aspersa dell'acqua benedetta, il suo collo viene unto con olio benedetto, uno dei sacerdoti sussurra alla signora che Gesù la ama, che Gesù è più forte dei demoni. E però ecco, sembra che uno dei sacerdoti si incominci a scoraggiare perché non si riesce proprio a liberare questa signora, e dice uno dei sacerdoti che probabilmente i presenti, e lui compreso, non avevano saputo ben pregare e ben digiunare. Quindi esce uno dei sacerdoti, esce un momento da quella stanzetta delle apparizioni per cercare qualcosa. E praticamente ormai eravamo giunti quasi al momento che dovevamo ripartire, avremmo dovuto ripartire il giorno dopo da Medjugorje, andare via, e uno dei sacerdoti lì presenti dice che dubitava di riuscire a liberare, a fare in tempo a liberare la signora, che secondo lui occorrevano altri giorni di preghiera. Uno dei sacerdoti che si era allontanato a un certo punto ritorna in mano con una sorta di dépliant e inizia una preghiera di liberazione non rituale, che riepilogava tutta la storia della salvezza e si indirizzava a ogni tipo di magia o sortileggio. La signora durante la preghiera annuisce con la testa, come a dire che era proprio quello che ci voleva, e a un certo punto questo sacerdote comprese che la preghiera non doveva essere indirizzata ad un solo demonio, ma a tanti demoni. Finita la preghiera, uno dei sacerdoti poggiò la croce sulla fronte della povera donna e non trovò più reazione di opposizione. La croce venne messa nella mano della signora e questa strinse la croce, la portò alla bocca e la baciò. Quindi alla signora viene messa al collo la corona del rosario, che in precedenza era stata donata e toccata con le stesse mani da parte di una delle veggenti, e qui praticamente la signora incomincia a tentare di dire qualcosa tra i denti stretti e serrati come una morsa, mentre tende la mano verso il luogo dell'apparizione. Quindi viene suggerito alla signora di dire il nome di Gesù, la signora si sforza e un suono strisciante esce dalla sua bocca. La signora viene invitata a invocare il nome di Gesù, e un sacerdote dice alla signora: di Gesù, non avere paura, di Gesù, Gesù. La signora, con uno sforzo immane,
come chi solleva il proprio corpo da una pesante pietra tombale, a denti stretti ma distintamente ripete il nome di Gesù e tutte le formule di preghiera che poniamo sulla sua bocca. Gesù ti amo, Gesù tu sei il Signore, e poi inizia a recitare l'Ave Maria. In quel momento la signora apre gli occhi e scoppia a piangere. Il suo è un pianto di liberazione. Quindi ci inginocchiamo davanti al luogo dell'apparizione e recitiamo diversi Ave Maria. Quindi, poiché mancava solo che la signora facesse la comunione, dal momento che la signora erano diversi anni che non si accostava all'Eucarestia, e praticamente a un certo punto ci viene detto che una delle veggenti si stava sentendo male esattamente nel momento in cui la signora si era liberata. Un fenomeno molto molto strano, è come se il demonio in qualche modo avesse causato il malessere di una delle veggenti proprio per punirla del fatto di aver con la preghiera, la devozione, contribuito a pregare il Signore affinché liberasse la signora. E durante la Santa Messa la signora era seduta in prima fila, partecipa la sera alla recita delle prime 2 corone del Santo Rosario, partecipa alla Santa Messa, riceve la comunione con grande trasporto, partecipa alla preghiera di guarigione. Quando uno dei sacerdoti alza il crocifisso per l'adorazione, lei, la signora, è sui gradini dell'altare che lo adora, con trasporto e con gli occhi umidi. Quindi viene recitato un terzo rosario. Quindi la signora viene portata nella stanzetta delle prime apparizioni per sincerarsi che sia veramente libera. Lì la signora viene ancora benedetta e riceve le ultime raccomandazioni. Da che cosa possiamo ricavare dalla vicenda di questa signora? Che innanzitutto la liberazione della signora è stata radicale, come dimostra la vita spirituale che la signora conduce adesso, che è una vita spirituale intensa e continua. Già il giorno dopo la sua liberazione si è trasformata in un'apostola e missionaria presso un gruppo appunto missionario. E dunque la signora chiaramente nella sua vita ha continuato ad avere delle sofferenze, ma non dovute alla possessione diabolica, i normali dolori che hanno le persone, no? Lutti normali che si hanno nel corso della vita, che la signora ha sempre accettato con spirito cristiano e con grande trasporto. E questa vicenda ha fatto in modo che attraverso di essa Maria ci abbia dato un ulteriore segno del trionfo del suo cuore immacolato. E la signora ha raccontato che il giorno dell'arrivo, mentre erano nella stanza delle apparizioni, al momento dell'apparizione aveva visto nel cielo annuvolato una nuvola a forma di testa d'uomo trasformarsi in una bestia e sopra questa bestia apparire la Madonna col bambino. Quindi un'immagine che sicuramente simboleggia la vittoria della donna vestita di sole sul dragone, e anche quindi un annuncio della futura vittoria di Maria e del trionfo del cuore immacolato di Maria sul male. E quindi ecco che sicuramente ecco, la Chiesa che è costituita dai sacerdoti e dai fedeli, anche dai semplici diaconi e dai veggenti che hanno pregato per questa signora, ha con questa vittoria trionfato, dimostrato che può trionfare sul male perché ella è assistita da Cristo. Ed è lo stesso Cristo che ha vinto dall'alto della croce, quindi si è toccata con mano la forza della croce e la sua vittoria sulle tenebre, perché Satana si dimostra debole quando noi siamo deboli,
quando e siamo deboli noi quando non portiamo la croce. I demoni invece non possono nulla nei confronti di chi prega, nei confronti di chi digiuna. Molte persone avevano digiunato precedentemente proprio per chiedere la liberazione di questa signora e praticamente non possono nulla quando noi offriamo la sofferenza che ci capita, che subiamo in espiazione dei nostri peccati, dei peccati del mondo, e per riparare i nostri peccati e i peccati del mondo. Il digiuno in particolare, inteso anche come rinuncia a qualcosa che piace, e diventa per noi, ci fa divenire parte integrante, no, dell'esercito celeste, e ci fa diventare delle armi invincibili celesti nelle mani di Dio contro il demonio. E quindi allora è l'accostamento alla materia, alla carne, che induce, può promuovere la possessione diabolica, e quindi bisogna rispondere contro ogni forma di attaccamento alle cose terrene, con lo spirito che ha desideri contrari alla carne, e che ci deve portare a pregare incessantemente, a fare tante rinunce e tanti sacrifici. Quindi è necessario opporsi a Satana con la rinuncia e con il sacrificio. Questa vicenda ha permesso ai presenti di toccare con mano la forza straordinaria della parola di Dio, la forza che hanno anche gli oggetti benedetti, gli oggetti che vengono aspersi e le persone asperse con l'acqua santa. Ci ha fatto capire che la via della santità è la difesa migliore contro Satana. Quindi è importante decidersi per tempo per la via del bene, per Cristo, e adoperarsi per una vita attiva di fede. E Satana diventa molto forte verso di noi quando noi non viviamo i sacramenti con la dovuta partecipazione, ma li riceviamo solo così per abitudine. Abbiamo compreso con questa vicenda che Maria è veramente la regina degli angeli. A lei Dio ha concesso di sconfiggere Satana e di annullarne il potere in modo definitivo. Satana si presenta a noi come il padre della menzogna, del dubbio e dello scoraggiamento. In quei giorni si è imparato che con Satana si lotta, non si discute, che non gli si può concedere nulla e che occorre essere decisi, perché egli ha come progetto la nostra totale distruzione. Ed ecco che praticamente Medjugorje è un luogo in cui sicuramente i demoni vengono aggrediti con grande e respinti con una efficacia grandissima, proprio perché lì è presente la Vergine Santissima. Inoltre che bisogna considerare quanto il demonio sia spaventato dalla preghiera e dalla partecipazione fervorosa ai sacramenti. E quindi, come poi tra l'altro aver vissuto in presenza una delle tante guarigioni operate da Gesù nei Vangeli che riguardavano gli indemoniati, e tramite questa vicenda di questa signora la si è vissuta proprio in presenza, no? Si è rivissuta una pagina di Vangelo di quasi 2000, di più di 2000 anni fa. E sicuramente coloro che hanno visto a tutto quello che questa possessione gravissima subita da questa signora hanno quasi avuto la sensazione per ben 3 giorni di lotta continua contro questo demonio, questi demoni furibondi, di venire proprio in contatto con un altro mondo.
La liberazione di questa signora è segno anche degli avvenimenti futuri, è segno che anche noi ben presto saremmo liberati definitivamente dalla presenza del male che avvelena le nostre vite. E la presenza fisica di persone consacrate è una forza straordinaria nei confronti di Satana. Infatti, quando a tenere la signora erano i sacerdoti o il diacono e i veggenti, non erano in genere necessarie altre persone, né era necessario usare molta forza. Quindi, perché i consacrati dimostrano di avere delle forze in qualche modo raddoppiate, triplicate, aumentate a dismisura contro le forze del male.